Hildegarda e Marietto Veneziano. Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a Nella Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di una cosa importante, cioè quando una persona si avvicina all'esoterismo, no? Alcune volte entra in uno stato in cui incomincia a pensare di essere speciale. In cui incomincia a pensare che basta fare 1 più 1 è uguale a 2, nel senso che lui pensa che, visto che gli altri non sono nell'esoterismo e lui ci è entrato da qualche anno, può permettersi, ad esempio, di parlare con degli spiriti guida, fare sedute medianiche e insomma li vedi che cominciano a pontificare nei vari social. Il problema è che però alcune volte le persone sono un po' ingenue, no? Nel senso che forse prese dall'entusiasmo, forse prese dalla mancanza di conoscenza, forse prese dall'ignoranza, forse da prese perché uno direbbe non capisco una beata, non fatelo dire a Marietto perché Marietto queste cose non le dice, magari si prende troppo, incominciano col pendolino a fare sedute medianiche, a farsi guidare da certe entità, alcuni geni, e spesso e volentieri magari non sanno che bisogna avere delle protezioni, non sanno che non si può chiedere a chiunque, non sanno che magari non è il tempo per loro. Ci sono esoteristi che effettivamente hanno queste qualità, ma perché nelle vite prime hanno sempre vissuto questa, come si dice, questa frequenza, questa attitudine. E non sono robe da New Age, non è che si svegliano la mattina, entrano in un gruppo, guardano quattro pagliacci messi assieme e poi via, prendono il pendolino, accendono due candele, una spada e pensano di essere Harry Potter. Cari amici, quando si entra in questo mondo si entra sempre in punta di piedi e non basta 1 anno, 2 anni, 3 anni di social, di New Age, non fatemi dire palle perché il marietto queste cose non le dice, no? Ma bisogna anni di studio. Non è che si spende 3-4 mila euro di spade, cerchi, triangoli, candelabri e uno è un mago, no? Bisogna avere l'umiltà di capire le proprie capacità, no? E le proprie forze in campo, perché se no venite parassitati, cioè voi prendete ad esempio i vari social. Allora, vedo tantissime persone che parlano di invocazione senza sapere che cosa vuol dire. Invocazione, cioè dire la parolina magica, a chiamare e canalizzare. Amici, sono invocazioni, lo ripeto perché forse non sono stato chiaro, sono invocazioni e non sono evocazioni. L'evocazione vuol dire chiamare un tipo, lasciarlo fuori dalla porta di casa e fargli tutte le domande che vuole. L'invocazione invece vuol dire chiamare un tipo e farlo entrare in casa. Allora, lo so che tutti quelli che seguono il Marietto sono stinchi di santo, però non so quelli che non seguono il Marietto se sono stinchi di santo. Quindi, se chiamate qualcuno con un'invocazione pensando che sia una barzelletta, poi la vostra vita incomincia ad andare a rotoli, incominciate a essere depressi, recchi di qua, recchi angelico di là, e tutte quelle menate da Genese, paroline magiche per trovare il parcheggio. Ma signori, vi state portando in casa cose che neanche il Marietto osa fare. Quindi se lo fa il Marietto, che scusate è da 50 anni che è su questa strada, non vedo perché le deve fare uno che si è fatto rimbambire, e lo dico, rimbambire la testa entrando in un gruppo social. Chiaramente questo non vale per chi segue il Marietto, ma non perché, ma perché se ha visto 2800 pillole, sa benissimo che su questo tragitto si va in punta di piedi e non si segue il menestrello di turno, perché già nel 2010 lo dicevo che salto quantico, la quinta dimensione, il vogliamoci tutti bene, e l'angelo colorato di qua, e il Reiki di là, e la parolina magica, e i nomi grabovoi, e chi più ne ha più ne mette di queste
beate cosine, no? Non funzionano e vi portano al basso astrale. Lo volete capire se no che l'esoterismo è una cosa seria? Non prendete il pendolo e incominciate a chiedere la vostra guida, perché io ho sentito tantissime persone che non mi conoscevano, che quando hanno cominciato a conoscermi mi dicevano, io col pendolino chiamavo Bingo Bongo o Pippo Pluto e ho trovato una vita di cioccolata, ho perso tutti gli amici di qua e di là perché mi diceva le cose di fare, mi diceva cose che dovevo fare, robe di matte. Della serie, scappa che stanno arrivando i marziani che ti vogliono uccidere. Roba di questo tenore, signori, l'esoterismo è una cosa seria. Non pensate di prendere 4 lezioni di radionica, radiestesia, seguire corsi online di magia e diventare degli Harry Potter. I film di Harry Potter esistono, nel senso esistono personaggi così, ma non c'è nulla di gratis. Quindi seguite sempre le pillole del Marietto Veneziano, seguite sempre le pillole di Hildegard, ma non oltrepassate certe linee. Perché, come dice il Marietto, quando le vacche sono nella stalla si può usare una determinata energia. Quando le vacche sono scappate dalla stalla, se prima ci voleva uno, dopo ci vuole 10 e dopo non chiamate me pensando di risparmiare perché chiamando il marietto non si risparmia una beata, avete capito? Perché non c'è nulla di gratis in questo mondo. E ricordatevi bene una massima, come diceva il mio vecchio, io penso ai miei figli, gli altri devono pensare ai loro figli. Quindi se avete dei figli, la prima cosa che dovete fare, piuttosto che aspettare il salto quantico, che fra un po' vi arriverà il salto della bolletta, o cioè vi toglieranno la corrente, sono stati attenti, dovete pensare a proteggere i vostri figli. Bene, cari amici.